Le associazioni di categoria e Unioncamere Veneto hanno presentato al governo delle istanze rispetto ai temi centrali per la ripartenza delle imprese anche attraverso una lettera congiunta al presidente della regione Luca Zaia, al quale è stato chiesto un sostegno. Ecco il commento di Agostino Bonomo, presidente di Confartigianato Vicenza e Veneto. Assieme a tutte le categorie economiche del Veneto e a Unioncamere abbiamo mandato al Presidente Zaia una lettera nella quale chiediamo la solidarietà del governo nazionale nei confronti del governo regionale per le solite istanze che stiamo chiedendo in questo momento di riapertura dopo il Covid-19. E sono sempre quelle le domande che facciamo, ritenendo inadeguate le misure che il governo ha messo a disposizione, soprattutto per il Veneto, che è una regione che comunque anche da un punto di vista contributivo nei confronti dello Stato fa la sua parte in maniera importante. E sono sempre le solite. Il credito che è stato messo a disposizione ha dei periodi di ammortamento che sono troppo pochi, 6 anni sono troppo pochi, e comunque in Europa si è fatto in maniera diversa, basta andare a copiare quello che hanno fatto nelle altre parti in giro per l'Europa. E poi le infrastrutture, l'alta velocità la dobbiamo fare in fretta, dobbiamo utilizzare il metodo del Ponte Morandi affinché veramente in poco tempo l'alta velocità diventi una realtà anche nel Veneto. Le infrastrutture tecnologiche, è inspiegabile e incomprensibile come mai siano slittati in avanti di 2 anni i lavori per la cablatura del Veneto. E se non abbiamo cablatura diventiamo un paese del terzo mondo. La lotta alla burocrazia, questo era il momento in cui dare un colpo di spugna a tutta quella burocrazia rispetto alla quale abbiamo delle pratiche che non ci possiamo più permettere, non possiamo buttare soldi solo per burocrazia. Un esempio su tutti, il codice degli appalti che deve sparire così com'è, altrimenti per le piccole imprese non c'è la possibilità di accedere ai lavori pubblici. Ecco, tutte queste istanze le abbiamo ben rappresentate al Presidente Zaia, chiedendogli appunto di aiutarci affinché vengano prese in esame da parte del governo centrale.